Buongiorno e ben ritrovati. La prima edizione dei nostri telegiornali. Buon inizio di settimana, ed è un inizio di settimana ancora funestato dalla cronaca. Più tardi ci collegheremo con Anna Maria Parisi per un altro purtroppo grave incidente mortale lungo le strade del Veneto. È ancora un Centauro vittima, la sesta vittima in 48 ore in sella a una moto. Davvero una strage che non si ferma. È successo lungo la Romea a Campagna Lupia, e torneremo dunque a parlare delle troppe tragedie che stanno funestando il nostro territorio. Ma noi siamo a Conegliano con Daniela Sizzied e Nicoletta Rizzetto per tornare a parlare del gravissimo accoltellamento di Milano. L'abbiamo parlato in questi giorni. Il 22enne di origini gambiane, ma cresciuto e nato a Conegliano, che ha accoltellato di fatto a caso un 55enne a Milano mentre stava parlando davanti a un bar con il padre. Peraltro perché questa mattina c'è stato l'interrogatorio di garanzia del 22enne a Milano e ci sono delle novità. Nel frattempo a Conegliano, dove si trova Daniela Sizia, resta lo sconcerto per quanto accaduto. Daniela, quali sono le novità? Buongiorno. Buongiorno Nicola, buongiorno ai telespettatori. Noi ci troviamo proprio di fronte alla casa di Lamin Saidili e del papà Dudu, che lo vedete, il portone che vedete alle mie spalle, e qui la gente fa fatica a parlare. Poi vi racconterò invece, siamo riusciti ad avvicinare un amico del giovane che ha accoltellato il 55enne a Milano, e vi racconterò un po' le sue parole. Però l'importante è quello che è accaduto oggi, perché c'è stata l'udienza di convalida, l'interrogatorio di garanzia, e lui si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma soprattutto ha detto di non ricordare nulla dal momento in cui è stato messo nella macchina della polizia e portato poi in questura ed in carcere, e si riferisce alle parole davvero terribili che avrebbe detto lui proprio agli inquirenti quando è stato arrestato, tipo le parole mi sono divertito e quando esco lo rifaccio, parole che lui oggi dice di non ricordare. Quindi si è avvalso della facoltà di non rispondere. L'avvocato del 22enne lo descrive come un ragazzo taciturno, fragile, molto confuso, e soprattutto il giovane non avrebbe chiesto misure alternative al carcere per non mettere in difficoltà il papà, che appunto vive qua a Conegliano, e la mamma che dovrebbe trovarsi in questo momento all'estero, e per non mettere in difficoltà avrebbe scelto di rimanere in carcere. Per quanto riguarda lo stato di alterazione, non aveva né assunto droghe né alcol, non era a quanto pare in cura dai servizi sociali o psichiatrici qua nel Trevigiano. Ora rimangono ancora tante domande che dovranno avere una risposta: il perché si trovasse a Milano e soprattutto che cosa è scattato davvero nella sua mente per un'azione tanto violenta da rischiare di uccidere una persona. Dunque queste sono le notizie, le novità per quanto riguarda l'interrogatorio di garanzia. Lui appunto, come vi ho detto, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Ora vediamo invece il servizio per ripercorrere quello che è accaduto in queste ore, in queste giornate difficili, frenetiche, da quando si è saputo dell'aggressione, e poi torno qui da Conegliano, vi parlo appunto di questo amico che ha parlato di Lamin. Quindi vediamo il servizio insieme. Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio. Sono le parole shock pronunciate di fronte alle forze dell'ordine dal 22enne di origini gambiane Lamin Saidili, nato a Conegliano e accusato del tentato omicidio in un bar di Milano di un 55enne accoltellato alla schiena dopo averlo scelto come vittima casuale. Con il capo coperto da un passamontagna nero e senza proferire alcuna frase, si legge nel capo d'accusa, ha aggredito la vittima con un coltello di 21 centimetri colpendolo con 20
ferimenti fendenti alla testa, al collo, al torace e all'addome, come confermano le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti all'interno del locale. In carcere l'interrogatorio di garanzia, la Procura di Milano ha chiesto la convalida dell'arresto ritenendo sussistano il pericolo di fuga e di reiterazione del reato. Così si deduce dalle parole di Lamin: mi sono divertito, appena esco lo rifaccio. La sua vittima, scelta a caso, è stata dichiarata fuori pericolo. Condizioni in miglioramento per il 55enne, fanno sapere dall'ospedale Niguarda, dove è stato sottoposto a più operazioni, ma le ferite non sono risultate profonde e la degenza non dovrebbe essere lunga. Il padre dell'aggressore, già dipendente Electrolux e sindacalista, preferisce non parlare ai nostri microfoni, ma già nelle scorse ore ha chiesto scusa per le azioni del figlio. Da una settimana se n'era andato da casa, un ragazzo irrequieto fin dalla tenera età. Ora il gesto di violenza dietro al quale potrebbe esserci un disagio psichico, e torna il tema della gestione di soggetti problematici che le famiglie non riescono a contenere. E noi stiamo prevedendo una riforma importante della legge Basaglia, perché ormai la legge Basaglia non è più attuale. Non ripetiamo gli errori che ci sono stati nei manicomi di un tempo, però ci vogliono delle strutture dove queste persone, se sono pericolose per gli altri, possono essere custodite e curate anche per il loro bene e per il bene della collettività. Per il deputato di Futuro Nazionale è ora di affrontare il tema senza lasciarlo in capo a privati o amministratori locali. Non possiamo affidare i malati psichiatrici alle cure ospedaliere di prima emergenza, che poi ti vengono rimandati nei comuni e queste persone non sai come gestirle. Non possono essere destinati ai servizi sociali, perché ovviamente sono persone che sono malate e a volte anche pericolose, quindi ti trovi a volte a dover gestire delle emergenze anche in ore notturne, eccetera. Quindi ci vogliono delle strutture che possano accogliere persone con gravi problemi psichiatrici, ma che siano strutture dove queste persone sono sorvegliate e custodite. Dunque avete sentito le parole che hanno lasciato sotto shock anche l'intera comunità di Conegliano. Mi sono divertito, parole che, vi ripeto, lui oggi dice di non ricordare di aver pronunciato. L'avvocato fra l'altro ha parlato anche con i genitori che si dicono sgomenti, dicono che non capiscono, non riescono a capacitarsi di un gesto così feroce, così violento da parte del figlio. E come vi ripeto, nessuna richiesta di misura alternativa alla carcere, quindi insomma molto probabilmente rimarrà proprio dietro le sbarre. L'accusa, lo sapete, è tentato omicidio. Il 55enne ora dovrebbe essere fuori pericolo, ma ha rischiato di morire. Qui è difficile far parlare la gente, tutti sono sotto shock perché vedevano questo ragazzo. Noi abbiamo avvicinato un giovane, un 26enne che abita proprio nello stesso condominio. Ci ha detto che non vedeva Lamin da circa 2 settimane, che è un ragazzo tranquillo, parlava poco, molto taciturno, però dice sempre molto cordiale, quindi dice non riesce a spiegarsi un fatto così grave. Abbiamo anche avvicinato il papà che stava uscendo, Dudu, il papà di Lamin. Non ha voluto dire tanto, ci ha detto solo che non vuole parlare, che non ha sentito il figlio e poi si è allontanato, davvero provato, sotto shock. Lui lavora regolarmente qua a Conegliano, una famiglia comunque conosciuta come persone che hanno sempre lavorato e che non hanno mai dato nessun problema. Queste insomma sono le notizie qui da Conegliano. Nicola, se non hai domande io ti restituisco la linea, ovviamente poi torneremo a parlare di questo gravissimo episodio nel corso dei nostri telegiornali a partire dal Veneto alle 18:25 e poi con l'edizione di Treviso alle 19:30. Grazie davvero Daniela Sizzia e Nicoletta Rizzetto. Dunque oggi queste parole che smentiscono almeno in parte quello che avrebbe detto ieri, non ricordo di averlo detto, ma quella frase "mi sono divertito appena esco lo rifaccio" è stata registrata, insomma è stata raccontata dalle stesse forze dell'ordine, e quindi questa la situazione. Restiamo però a Conegliano prima di andare a parlare di furti, perché a Conegliano continue segnalazioni
segnalazioni di persone senza fissa dimora che bivaccano di notte nell'androne dell'ospedale. Segnalazioni che hanno portato il deputato di Futuro Nazionale Gianangelo Boffa, l'abbiamo visto anche nel servizio precedente, a chiedere spiegazioni all'ULSS 2. Pronta la risposta del direttore generale Bizzarri, che dice: con il sindaco Chies stiamo individuando una struttura dedicata, e il primo cittadino rincara: non buttiamo il disagio in politica. In questo caso la polemica diventa anche politica, come sapete Futuro Nazionale che continua un po' a contrastare il centro-destra. Sentiamo. Devo anche dire a Gianangelo, tra l'altro, che è un sindaco, una persona che conosco, che se vuole confrontarsi sui problemi sono qua, se invece le questioni, le logiche sono quelle romane, lo invito ad occuparsi di quello. Scivola subito in politica la questione dei senza fissa dimora nell'androne del pronto soccorso di Conegliano. Messaggio chiaro da Forza Italia a non estremizzare in Veneto i toni già accesi a Roma. Messaggio al deputato neovanacciano Gianangelo Boffa, che nei giorni scorsi ha inviato una lettera al direttore generale dell'ULSS 2 Giancarlo Bizzarri, più o meno di questo tono. È il solito tema di tutti sanno ma tutti si girano dall'altra parte. È da mesi e mesi che mi viene segnalata questa situazione, anzi da anni, dove alla sera i senza tetto vengono messi a dormire, a bivaccare nella hall dell'ospedale, dove devono entrare persone che hanno problemi sanitari, immunodepressi, persone che devono recarsi al pronto soccorso, il personale che deve muoversi all'interno dell'ospedale in una situazione di degrado, di igiene e in una situazione di anche percezione di pericolo. Dalla direzione sanitaria è arrivata puntuale la risposta, che sottolinea come tutto sia controllato costantemente e che a presenze notturne il numero sia decisamente contenuto. Tutto questo comunque il direttore Bizzarri lo sta discutendo con il comune di Conegliano, che sta già ultimando una struttura in via Lourdes. La soluzione dell'ospedale è una situazione che non ci piace per nulla, ne ho parlato col direttore generale Bizzarri, stiamo cercando una soluzione che a Conegliano ci stiamo lavorando da tempo, tant'è che inaugureremo a breve la struttura di posta che permetterà il sollievo da alcuni di questi. Torneremo a parlare di degrado e di sicurezza, ma c'è un altro fronte della sicurezza, che è quello che riguarda i furti nelle abitazioni a Tezze sul Brenta. Siamo nel Vicentino, una notte di paura con una sessantenne che è stata chiusa in una stanza dai ladri che poi hanno tirato anche dei sassi a chi stava correndo, i testimoni, e quindi è un territorio che resta fortemente colpito dalle razzie. Siamo con Vanessa Banzato. Buongiorno Vanessa, insieme credo a Renzo Rigon, correggimi se sbaglio. Sono assieme a Edoardo Paris. Ecco, Edoardo Nicola, buongiorno a te e a tutte le persone che ci stanno seguendo. Assieme a me il sindaco di Tezze, Luigi Pellanda. Tezze sul Brenta, ancora una volta teatro di colpi in abitazione, raffiche, davvero un raid da parte dei malviventi. Pare che si stiano aggirando nel territorio comunale almeno in 3 colpi riusciti, colpi tentati, con, come hai accennato poco fa anche tu, addirittura una donna, una residente, che è stata chiusa in una stanza mentre i ladri mettevano a soqquadro tutta l'abitazione, per poi riuscire a scappare con poco denaro e qualche monile, un bottino decisamente irrilevante, mettiamola così, dal punto di vista del valore, in realtà una situazione molto molto pesante per chi si trova a subirla, quindi dal punto di vista psicologico e dal punto di vista anche dei danni che vengono fatti nelle varie abitazioni che sono colpite. In un altro caso un'altra residente è stata presa a sassate dai ladri perché li aveva visti uscire dal giardino di una casa. Tutto tra l'altro si è svolto in questa situazione in pieno centro a Tezze sul Brenta, tra via Manin, via Garibaldi, via Oriana Fallaci, e appunto è stata vista, ha cominciato a urlare chiamava i carabinieri e l'hanno presa a sassate. La preoccupazione cresce, sindaco, lei proprio penso che venga tartassato da telefonate, chiamate dei suoi residenti che non sanno più cosa fare. Tanta preoccupazione da parte mia, da parte di tutti gli amministratori. Tutti i cittadini, quando ci trovano, no, perché il comune è un comune relativamente piccolo e quindi ci troviamo spesso e volentieri in tante occasioni, mi segnalano questa situazione, che è una situazione diventata ormai insostenibile. Non si riesce neanche a capire come mai tutto l'anno, no? Una volta era solo a Natale che succedevano queste cose, adesso i furti continuano imperterriti e con tanta spregiudicatezza da parte di queste persone. Le forze dell'ordine sono sul pezzo, li possiamo
constatare, perché insomma i carabinieri sono sempre presenti o molto spesso insomma sono presenti, abbiamo istituito il controllo di vicinato in un quartiere qui vicino, lo stiamo istituendo anche in altri 2 quartieri del comune di Tezze, stiamo raccogliendo le adesioni della frazione di Belvedere e di Campagnari, segnalate a tutti i nostri cittadini, diciamo segnalate, denunciate, perché questo può essere di aiuto. Certo che finora insomma abbiamo visto che la spregiudicatezza di queste persone è veramente all'inverosimile. Tra l'altro, infatti, proprio parlando di spregiudicatezza, ci sono anche alcuni video che girano che sono proprio le immagini registrate dalle varie telecamere della videosorveglianza privata di alcune abitazioni dove queste persone sono passate, ma incuranti, scatta l'allarme, c'è la telecamera, eppure loro senza problema passano, si prendono tutto il tempo. Che sta succedendo? Ma probabilmente sono convinti e hanno la certezza che non succederà nulla e quindi si sentono impuniti. Ecco, questa è la mia amara considerazione. Tra l'altro si diceva mai come in questo periodo negli altri anni si sono verificati così tanti furti, ma più che altro c'è stata messa proprio a rischio quel senso di sicurezza delle persone. La gente non ha più il coraggio quasi di uscire, di lasciare la propria casa incustodita, senza tener conto che entrano anche se ci sono le persone in casa. Sì, ecco, è relativo, perché entrano comunque anche se ci sono, fanno tutto quello che vogliono e così ci si sente senza nessuna possibilità di essere tutelati. In pieno centro a Tezze sul Brenta, qualche giorno fa avevano visitato tutta la parte di Stroppari, abbiamo sentito anche proprio in diretta con noi il comandante della polizia locale che, come ha accennato poco fa anche lei, invita assolutamente a denunciare, perché tra l'altro diceva più denunce vengono fatte, più anche c'è la possibilità che dallo Stato arrivino forze dell'ordine a supporto del nostro territorio. Certo, confermo, perché se vengono fatte tante denunce poi nelle valutazioni, no, del territorio queste sono un'arma in più, perché così vengono destinate maggiori risorse, maggiori forze dell'ordine. Cosa dire? Anche la videosorveglianza, noi abbiamo fatto dei progetti di videosorveglianza su tutto il territorio, ne abbiamo fatto uno di recente al quale abbiamo partecipato ad un bando, speriamo di avere anche i finanziamenti per un'ulteriore estensione. Tutto quello che possiamo fare lo stiamo facendo, noi lo stanno facendo le forze dell'ordine, lo chiediamo ai cittadini, i cittadini si sentono forse poco tutelati e hanno ragione di pensare così, però non saprei neanche cos'altro fare, credo che ci vogliano anche delle leggi forse più severe. Insomma, un senso di impotenza, Nicola, che è ben comprensibile da parte di chi governa i paesi, che pur provandole tutte, pur mettendo in campo tutte le azioni possibili, però non riesce ad arginare questo fenomeno che sta davvero mettendo in ginocchio il territorio. Per il momento da Tezze sul Brenta è tutto. Nicola, ti ricevo la linea. Grazie a Vanessa Banzato, grazie anche al sindaco. Noi ci spostiamo a Padova, restiamo in tema di furti, in questo caso dei ladri sorpresi a rubare in un cantiere, il cantiere del tram, fuggono, in inseguimento arrivano anche a speronare l'auto della polizia. E allora andiamo da Valentina Visentin con Federico Cibotto proprio a Padova. Buongiorno Valentina. Sì, buongiorno, noi ci troviamo lungo Corso Milano, proprio vicino al cantiere del tram, dove ieri notte è stato sventato un ingente furto di materiale edile qui nel cantiere. A dare l'allarme intorno alle 2:30 di notte alcuni cittadini che stavano passando e che hanno notato 3 uomini che stavano caricando in un'auto con targa moldava del materiale del cantiere. Hanno subito dato l'allarme, le volanti che erano impegnate nel
del servizio di controllo del territorio hanno raggiunto in pochi minuti questo punto dove ci troviamo e hanno individuato i ladri che stavano per fuggire. Ne è nato un inseguimento a folle velocità lungo le strade della città, addirittura pensate i malviventi hanno lanciato contro la volante una smerigliatrice e una macchina del caffè. La volante è riuscita a evitare di essere colpita e dopo più speronamenti i banditi hanno abbandonato l'auto lungo via Tullio Lombardo nel quartiere Arcella, sono scappati a piedi mentre i poliziotti sono riusciti a recuperare tutto il materiale che era stato rubato pochi minuti prima dal cantiere del tram e che è stato appunto riconsegnato. Sempre la volante, che era impegnata in altri controlli del territorio, è dovuta intervenire sempre nel quartiere Arcella in via Fornace e Morandi perché alcuni cittadini hanno segnalato la presenza di 2 grossi maceti nascosti all'interno delle siepe condominiali e quindi hanno subito allertato la polizia che ha recuperato le 2 armi bianche. Non è la prima volta che vengono recuperate armi bianche abbandonate o nelle siepi condominiali o in un parco. È successo la settimana scorsa sempre all'Arcella nel parco di Largo de Bussy, dove appunto la polizia ha recuperato anche in questo caso un macete e un lungo coltello, armi che appunto vengono abbandonate in luoghi frequentati dai cittadini che fortunatamente riescono ad allertare le forze dell'ordine e a far recuperare appunto questi coltelli che poi sono pericolosi soprattutto se vengono lasciati in un parco frequentato da bambini. Da Padova è tutto, la linea può tornare allo studio. Grazie a Valentina Visentin. Nel frattempo la sicurezza legata, quindi i furti legati alla sicurezza sulla strada, c'è stata una donna di 38 anni residente nel Bellunese che è stata fermata dalla polizia alla guida di un'autovettura della quale poco prima era stata segnalata la sparizione. In stato di evidente alterazione alcolica, l'indagata ha sottratto le chiavi della vettura dalla borsa di un'amica con la quale si trovava prima in compagnia per poi allontanarsi a bordo del mezzo ubriaca al volante. Era stata denunciata per guida in stato di ebbrezza e furto d'auto. Ancora i furti e torniamo a parlare dell'ennesimo raid in una gioielleria con quanto accaduto nel Padovano e lo sconforto anche del titolare. Questo lavoro è troppo pericoloso, non abbiamo poi un ritorno economico che vada anche solo minimamente in parte a compensare quello che è il rischio che abbiamo noi, perché se pensiamo alle rapine a mano armate, quello è l'apice di quello che possiamo vivere tutti i giorni. E il furto, diciamo, notturno è il minimo che ci può capitare, anche se è uno shock che ti lascia, ovviamente non ti fa più vivere come prima, c'è poco da fare. È amareggiato Giovanni Barison, titolare della gioielleria in piazzale Santa Croce a Padova, che nella notte tra il 25 e il 26 giugno scorsi è stata colpita da una banda criminale che è entrata nella sua attività, portando via più di 15.000 euro di beni e facendo danni per altrettanti. La batteria è entrata in azione verso le 3:30, come testimoniano questi fotogrammi delle videocamere del sistema di videosorveglianza. Per squarciare la saracinesca è stata usata una pinza idraulica, probabilmente rubata ai vigili del fuoco, lasciando i pompieri senza. L'appello alla politica è che si intervenga con pene più severe. Un appello alla politica perché le cose cambino, anche se sono decenni che lo diciamo. Questi furti, queste associazioni a delinquere, soprattutto aggravate dal fatto di rubare degli attrezzi che salvano vite, adesso i vigili del fuoco si trovano privi di questi utensili, dovrebbero prevedere delle pene molto più serie, pene di 15-20 anni di galera. Allora si darebbe un deterrente importante a queste persone che creano un danno alla società, alla nostra comunità, che è incredibile, perché oltre ai gioiellieri poi vanno a finire nel mirino anche altre attività. La banda che ha colpito la gioielleria di Barisone è probabilmente la stessa che ha colpito anche a Vittorio Veneto, a Pordenone e a Verona negli scorsi giorni. Oltre la paura, resta un senso di impotenza nei confronti di criminali che restano impuniti. Noi abbiamo pensato di difenderci tante volte e anche con altri colleghi ci si confronta sempre su questo, però purtroppo siamo in un paese in cui, è brutto dirlo, ma non c'è quasi più tutela verso i delinquenti che delinquono.
Però siamo un po' quasi a questa merce, vediamo anche il caso di Roggero, vediamo casi di altri colleghi o anche di amici tabaccai che hanno avuto rapine. Quando si prova a reagire si sa che la vita ci viene tolta fondamentalmente, quindi il pensare di difendersi, le conseguenze che ci sono terribili per noi che siamo persone oneste che vengono a lavorare tutti i giorni, mentre per chi delinque purtroppo non è così. E quindi la voglia di armarsi, ad esempio, è sempre stata esclusa. A Mestre adesso, a Mestre per parlare del degrado lungo via Piave, un degrado che resta in primo piano, un reportage il giorno dopo il blitz interforze alto impatto, a farci da guida la passionaria Giovanna Luzzi, una residente che da tempo e con coraggio denuncia il degrado dell'area. Guardate. La siringa appena usata è ancora con il sangue fresco del buco fatto di recente. Poco più in là, accanto ai San Pietrini divelti, abbandonata lungo il marciapiede, polverina bianca sparsa ovunque. Tutt'attorno una quantità incredibile di fazzoletti e garze disinfettanti impregnate, anch'esse di sangue, e lasciate dove la gente passeggia in mezzo a cumuli di spazzatura, nell'incuria di un degrado dove è normale trovare carte e scontrini intrisi sempre di sangue e una scarpa con il mozzicone di sigaretta usato per il consumo di crack. Vedi, una a fianco lì. Questa è un altro capoccio. Chi cerca trova. Mestre, via Piave e dintorni. Siamo tornati tra le vie Podgore e Monte Sabotino, cioè lungo l'area dello spaccio e del consumo di droga, proprio poche ore dopo l'operazione interforze alto impatto. A farci da guida la passionaria Giovanna Luzzi, più volte già minacciata di morte da spacciatori e criminali che hanno fatto di questa parte della città la loro zona franca. Bisogna limitare l'apertura dei cosiddetti negozi paccottiglia, ci dice. Come fare? Cominciare a proibire comunque l'apertura di locali etnici e basta, su una via che storicamente aveva le boutique. Noi avevamo tutte boutique nazionali, cioè cerchiamo di evitare ristoranti uno dopo l'altro. Racconta mentre sorprende questa tossicodipendente con tra le mani il cucchiaino pronto nell'intento di iniettarsi una dose. La sua reazione è incredibile. Non vi vogliamo più. Vai. Veloce. Non mi interessa, sono molto veloce, fa meno di drogarti. Fa meno di drogarti. Sì, no, avevi il cucchiaino per qualcosa. Sì, ma per mangiare. Avevi il cucchiaino per mangiare lo zucchero. Dai, cammina, vai. Qui è normale camminare e vedere cumuli di siringhe gettate a terra e purtroppo è diventato inusuale il coraggio e la determinazione con cui questa residente affronta ogni santo giorno da sola pusher e tossicodipendenti. E oltretutto di notte ormai è costante, tutte le notti tu senti urli, gente che si lancia oggetti, proprio sembra una televisione in diretta, quindi la situazione è veramente grave. Sono molto aggressivi tutti, sia i pusher che i tossici, e se tu cerchi di mandarli via loro si ribellano, quindi adesso hanno una grinta a un livello molto più alto di un anno fa, 2 anni fa. Sono molto pericolosi. Fra poco apriremo la pagina delle tragedie sulla strada, vi ricordo questa mattina l'ennesima campagna Lupia, intanto però vediamo le immagini della grandine che ha imbiancato diversi paesi del Trevigiano nel pomeriggio di ieri. Questa mattina c'è la conta dei danni, non sono pochi, la coltre bianca di ghiaccio ha ricoperto strade, giardini e soprattutto campi, causando gravi danni alle coltivazioni, a cominciare dai vigneti di Prosecco dove l'uva, visto il gran caldo, è già a uno stato di maturazione avanzato. In sinistra Piave, ai confini col Friuli, si fa la conta dei danni all'indomani della violente grandinate che hanno flagellato la zona di Codognè, Gaierine e soprattutto Fontanelle. In quest'ultimo centro danni anche in zone industriali dove le grondaie intasate del ghiaccio hanno faticato a scolare l'acqua causando infiltrazioni nei capannoni. In via Roma sfondati anche i lucernari di uno stabilimento, chicchi in alcuni casi della grandezza di Nocci con danni alle auto. A Oderzo violento nubifragio con allagamento di strade e difficoltà alla circolazione.
e poi nella serata il cielo si è caricato nuovamente, piogge e grandine di piccole dimensioni che hanno interessato intorno alle 20 anche la zona nord di Treviso, Traspresiano e Villorba. Sono impressionanti queste immagini che sembrano ricondurci quasi a un paesaggio invernale e non un paesaggio degli inizi di luglio, ma purtroppo è una situazione con la quale dobbiamo di fatto convivere in questo periodo. Lo dicevamo, i tanti, troppi morti sulle nostre strade, e c'è ancora l'eco della tragedia avvenuta lungo l'argine del Piave a Salgareda con la morte di 2 giovani centauri, entrambi conosciuti per la loro attività a contatto con il pubblico. La commovente lettera d'addio postata dal fratello di Francesco Paolo Fecarotta, le parole dell'ex compagna, ma anche il fronte delle indagini per ricostruire la dinamica dell'ennesimo incidente. Caro fratello mio, stavolta me l'hai combinata grossa, molto grossa, e con il rammarico di non poterti rimproverare. Inizia così la lunga, dolorosa lettera d'addio pubblicata sul profilo social dell'attività messa in piedi insieme, Ape Cannolo, rivolta da Giovanni Fecarotta al fratello Francesco Paolo, 37 anni, morto nel terribile schianto lungo l'argine del Piave a Salgareda, insieme alla 32enne Jessica Laface. La moto della coppia ha tamponato l'auto che la precedeva e per entrambi non c'è stato nulla da fare. Non esistono parole capaci di raccontare il dolore che provo, le lacrime sembrano non bastare più, scrive Giovanni. Hai lasciato un vuoto che nulla potrà colmare. Per me non sei stato soltanto un fratello, sei stato il mio complice, la mia forza, la mia spalla nei momenti belli e in quelli difficili, una parte di me che porterò nel cuore per sempre. Giovanni menziona i tanti attestati di affetto, rivolge il suo pensiero a Jessica e alla figlioletta di 4 anni che il fratello lascia e conclude: ti ricorderò sempre con il tuo sorriso, perché è così che voglio continuare a vederti, felice, libero e capace di illuminare chiunque ti stesse accanto. Tra le centinaia di commenti quello della mamma della figlioletta di Francesco: sei stato e sarai per sempre il migliore papà dell'universo. A fine telefonata le chiedevi sempre chi sono io e lei rispondeva ridendo: il mio angelo. Ora è diventata la realtà, sei il suo angelo e noi non ti dimenticheremo mai. Il dolore e poi il fronte degli accertamenti che la Procura di Treviso dovrà svolgere sulla base dei rilievi eseguiti dalla Polizia Stradale e alla testimonianza dell'automobilista tamponato dalla moto. Successo? Tamponato, stavo guardando se c'era qualcuno che superava, guardare fuori un attimo e superare, arriva la moto, ha preso sullo spigolo dietro. Punto. Visto volare tutto, insomma. Niente robe. Il 56enne trevigiano, indagato per omicidio stradale, si è affidato all'avvocato Fabio Crea. Nessuna manovra di svolta, dice. L'automobilista non stava girando a sinistra, non aveva nessun motivo di svoltare a sinistra, stava andando sul luogo di lavoro, quindi la strada che doveva percorrere è una strada appunto rettilinea, quindi non stava girando a sinistra. Per il legale non è ipotizzabile neppure un'improvvisa invasione di corsia. Riteniamo non ci siano neanche elementi per sostenere che abbia anche minima parte invaso la linea di mezzeria e quindi sia andato a sinistra. È stata un'azione di tamponamento ad altissima velocità della moto. Allora, stavamo dicendo, parliamo dei morti sulle strade e purtroppo i troppi morti sulle strade. Abbiamo visto in questo momento quanto accaduto sabato a Salgareda, ma la giornata di ieri è stata un'altra giornata terribile e questa mattina, ve lo ricordo, fra poco ci collegheremo con Anna Maria Parisi, un 60enne trevigiano peraltro ha perso la vita in moto sulla Romea, mentre la donna che viaggiava con lui è rimasta ferita nella frazione di Lova, nel comune di Campagna Lupia. Lo schianto contro un furgoncino. Nell'incidente è rimasta coinvolta anche un'auto. La passeggera che viaggiava con la vittima ha riportato gravi ferite e il traffico in Romea, come potete capire, è in tilt. Fra poco ci dirà tutto Anna Maria Parisi, ma nella giornata di ieri non sono mancate le tragedie. Un giovanissimo, Matteo Fabbri, di 22 anni, di Riva del Po,
nel Ferrarese, morto nella tragedia avvenuta a Canaro in provincia di Rovigo. Il ragazzo frequentava il Polesine per la sua attività sportiva, è finito con la macchina nel canale Poazzo, dove i vigili del fuoco sono intervenuti insieme al 118 e carabinieri intorno alle 3 del mattino. Con l'ausilio dell'auto gru è stato recuperato il mezzo e durante le operazioni all'interno dell'abitacolo è stato rinvenuto il corpo senza vita del ragazzo, 22 anni appena, di Riva del Po del Ferrarese. E poi nella conta invece dei motociclisti morti, ieri un'altra tragedia avvenuta a Bussolengo in provincia di Verona. L'incidente è avvenuto poco prima delle 13 lungo la strada bresciana. La dinamica dello scontro in fase di ricostruzione da parte della polizia stradale, ed è un'altra tragedia che si aggiunge a quella avvenuta sempre nel Veronese il giorno prima con il veneziano Cesare Ottagliano di 61 anni, residente a Chioggia, che aveva perso la vita a Erbezzo in Lessinia. Veneziano anche Andrea Favaro, il 34enne di Mira, morto sulla Romea a Codevigo nello scontro con un'auto. È davvero uno stillicidio quotidiano di vittime, alle quali si deve aggiungere purtroppo la vittima di questa mattina, lo dicevamo, a Campagna Lupia. Questa è la vittima del 61enne morto lungo nel Veronese, residente a Chioggia. Ecco, mi dicono, ho visto Anna Maria Parisi collegata da Campagna Lupia. Allora, vediamo se riusciamo a collegarci con Anna Maria per questa ennesima purtroppo tragedia. Nel frattempo io recupero anche una immagine, ecco, la vedo. Anna Maria Parisi con Sandro Ponchio. E purtroppo dobbiamo raccontare ancora una volta, Anna Maria, di una tragedia, e ancora una volta lungo la Romea. Buongiorno Anna Maria. Eccoci Nicola, buongiorno, e questa alla mia sinistra è la moto con le immagini di Sandro Ponchio, che è stata protagonista dell'ennesima tragedia registrata poco fa lungo la Romea. La moto appartiene a un sessantenne della provincia di Treviso che in compagnia della moglie si trovava verso le 11 percorreva la statale, quando all'altezza del civico 109, esattamente dove ci troviamo noi, non si è accorto di un furgoncino che stava svoltando a sinistra, quindi la manovra del sorpasso, con l'incidente fatale con il sessantenne, il motociclista, che è andato a sbattere dopo essere stato sbalzato dalla moto lungo uno dei guardrail, e per lui non c'è stato nulla da fare. Fortissimo e tremendo l'impatto, ci ha raccontato la proprietaria del bar che si trova proprio qui all'altezza del civico 109, il bar Arcobaleno a Campagna Lupia. E ferita in modo grave la passeggera che viaggiava con lui, sua moglie, anch'essa coetanea, sui 60 anni, sempre del Trevigiano. Si stavano recando a Chioggia e invece fatale è stato lo scontro con il furgone. Questa è il terzo incidente in 3 anni che si verifica esattamente in questo punto, il sesto in meno di 48 ore che è avvenuto nel nostro territorio e in tutto il Veneto. Una tragedia immane, e noi non vi forniamo le generalità della vittima, in quanto i familiari devono ancora essere avvisati, e comunque è una coppia del Trevigiano. Nicola. Grazie davvero, grazie a Anna Maria Parisi e a Sandro Ponchio. Davvero è difficile tenere il conto purtroppo in questi giorni, perché il bilancio si aggrava di giorno in giorno, più volte anche nello stesso giorno. È una situazione davvero difficile che non vedevamo da tempo. Resta una piaga, quella ovviamente delle vittime, soprattutto in moto, ma
negli ultimi anni qualcosa era andato via via migliorando, purtroppo invece in questi primi mesi e soprattutto nelle ultime settimane è davvero un bilancio che si aggrava costantemente. Allora da noi adesso andiamo velocemente in pubblicità, ripartiremo dal salvataggio di una escursionista invece di 21 anni padovana sul Monte Venda, quindi una buona notizia. Poi parleremo anche di 2 vigili eroi che hanno salvato una bimba che stava soffocando. Torneremo però a parlare purtroppo di drammi sulle strade e non solo. A fra poco. Momenti di apprensione ieri sera sui Colli Euganei. Una ragazza di 21 anni, residente in provincia a Conselve, stava percorrendo il sentiero numero 4, il Lorenzoni, quando ha perso la traccia imboccando una variante. Complice il buio e l'assenza di una torcia, la ragazza si è ritrovata disorientata senza più sapere dove si trovasse. Intorno alle 21:30 sono scattati i soccorsi allertati su richiesta dei carabinieri di Teolo. Geolocalizzata la posizione della ragazza, gli operatori del soccorso alpino di Padova le hanno chiesto di restare ferma mentre una squadra si incamminava verso di lei a piedi. Una volta raggiunta, ai soccorritori non è rimasto che fornirle una lampada frontale per illuminare il cammino e riaccompagnarla a valle per circa 800 metri, fino alla strada in prossimità dell'anfiteatro del Venda. Qui la 21enne è stata affidata ai carabinieri che l'hanno riportata alla sua auto. Per fortuna nessuna conseguenza per la giovane, solo tanto spavento. Un altro salvataggio ha visto protagonista invece 2 agenti della polizia locale di Venezia. Una bambina di 2 anni rischiava di soffocare con un pezzo di melone, è stata salvata dai vigili che vedete in questa immagine, che è stata postata dal sindaco Simone Venturini. È successo ai piedi di Ponte degli Scalzi, all'imbocco di Lista di Spagna, dove gli operatori stavano effettuando i controlli sul contributo d'accesso. Gli agenti Mattia Visentini e Fabio Zancolò, che vediamo nelle immagini, sono intervenuti per richiamate dalle grida d'aiuto della madre, ovviamente disperata. Compresa l'emergenza, hanno allertato il 118 e l'agente Visentina ha provocato la fondamentale manovra di Heimlich, liberando le vie aeree della piccola di nazionalità inglese, che ha così ripreso a respirare. I sanitari hanno poi confermato il buono stato di salute della bambina. È arrivato il ringraziamento del sindaco Simone Venturini, che domani incontrerà proprio a Cafarsetti i 2 agenti. Desidero rivolgere i miei complimenti più sinceri agli agenti Visentini e Zancolò per la prontezza, la preparazione e la professionalità dimostrati in un momento di grande emergenza. Se tutto si è concluso nel migliore dei modi, ha scritto Venturini, è grazie alla loro capacità di intervenire con lucidità e tempestività. C'è un addio importante oggi a Castelminio di Resana, è l'addio alle 18:30 agli impianti sportivi a Stefano Tonin, il 57enne stroncato da un malore, lo ricorderete, lo scorso 24 giugno mentre lavorava in un cantiere a San Martino di Lupari. Dopo la cerimonia, che si prevede molto partecipata, visto l'impegno di Tonin nel volontariato, il feretro proseguirà verso il cimitero di Castelminio. Una morte improvvisa nei giorni della grande ondata di caldo, non si esclude, proprio legata alle alte temperature. Il 57enne, che durante la mattinata aveva lavorato all'aperto malgrado il sole battente, si è accasciato improvvisamente senza più riprendersi. Lo ricorderete, aveva appena concluso il turno, lascia la moglie Claudia, la figlia Monica e i fratelli, e questa sera alle 18:30 l'addio agli impianti sportivi. E come dicevamo è una morte che ha davvero sconvolto tutta la comunità per il suo impegno nel volontariato e non solo, e anche nel tractor pooling, questa particolare attività delle corse sui trattori, ed è prevista tantissima gente. Ecco perché la scelta degli impianti sportivi 18:30, anche per far sì che ci sia maggior numero di gente possibile, anche per le alte temperature che restano sempre un pericolo nei pomeriggi, anche se, come sappiamo, è un po' calata la temperatura in questi giorni, ma restano comunque alte. Abbiamo parlato di
eroi poco fa con i 2 agenti della polizia locale che hanno salvato una bambina che si stava soffocando con un pezzo di melone a Venezia. Ci sono altri 2 eroi nel Padovano, a Campo San Piero, che in questo caso hanno rincorso i ladri, in qualche modo sono intervenuti, ecco, non sono rimasti a guardare dopo una raid dei ladri. Quindi torniamo a parlare di sicurezza con Marta Zatta nel Padovano a Campo San Piero. Buongiorno Marta. Sì, buongiorno Nicola, buongiorno ai nostri telespettatori. Esatto, siamo proprio al confine tra Campo San Piero e Santa Giustina in Colle. Alle nostre spalle la villa, ormai disabitata da 5-6 anni, che sabato attorno alle 5:30 del pomeriggio è stata presa d'assalto da parte di 2 ladri che si sono introdotti e hanno iniziato di fatto a distruggere l'abitazione, cercando anche di portare via delle grondaie in rame. Però non ci sono riusciti, e questo grazie di fatto a 2 giovanissimi eroi di 20 e 27 anni che li hanno bloccati. Purtroppo uno è riuscito a scappare a bordo dell'auto che era parcheggiata poco più avanti. Invece il secondo uomo è stato fermato da uno dei giovani che sono qui con me dopo mezz'ora di corsa a piedi di fatto. Siamo qui appunto con i 2 giovani che non riprenderemo in volto, ma vediamo ancora sul loro corpo le ferite di quella serata. Sì, purtroppo io ho riportato una frattura al mignolo e all'anulare perché con lo scontro sull'auto del malvivente che è scappato, e in più io ero in ciabatte e quando ho dovuto iniziare a correndo le ciabatte sono volate via e ho fatto tutta la mezz'ora di corsa a piedi nudi. Infatti in mezzo ai campi all'asfalto ho riportato un po' di leggeri tagli e di botte, però diciamo che ne è valsa la pena perché siamo riusciti ad acciuffare il malvivente che era scappato lungo i campi. E infatti voi siete appena usciti dal pronto soccorso, anche tu hai riportato delle ferite alla mano. Sì, mi hanno appena detto che ho il terzo metacarpo leggermente fratturato. È successo appunto cercando di prendere il primo ladro che poi è scappato in macchina. In questa fuga qui con la macchina ci ha quasi investiti, noi allungando le mani per proteggerci. Io ho preso lo specchietto, lui ha preso il vetro della macchina e lì è successo questo. Poi rincorrendo il secondo, per fortuna siamo riusciti a prenderlo appunto dopo quello che è stata una lunga rincorsa. Ecco. Siete stati 2 eroi però. Eroi non lo so, in quel momento lì abbiamo solo reagito d'istinto, appunto perché io arrivavo da via, ho visto la mia famiglia che erano tutti quanti fuori, tutti quanti in allerta. In quel momento lì è stato puro istinto reagire così e cercare di fermare quello che è una cosa che non va bene, e quindi penso di aver fatto la cosa giusta, ecco, che mi sentivo in quel momento. Hai avuto paura? In quel momento no, non ho provato paura perché mi è salita non rabbia, però ho sentito il dovere di farlo, che era la cosa giusta da fare, e infatti quando ho visto lui partire ho deciso ok, vado anch'io con lui perché è la cosa giusta da fare, e alla fine abbiamo preso il primo malvivente, però dai, ne valsa la pena penso. Ecco, veramente 2 giovanissimi eroi che hanno consegnato alla giustizia di fatto uno dei 2 malviventi, l'altro è scappato. I carabinieri ovviamente stanno indagando per rintracciare anche lui. Una situazione insomma non da tutti i giorni, ripeto, 2 ragazzi di 20 e 27 anni che hanno mollato tutto, non ci hanno pensato 2 volte, si sono messi sulle tracce insomma di questa persona. Per il momento da Campo San Piero, Nicola, è tutto, ti ricevo la linea. Grazie a Marta Zatta, grazie anche ai 2 giovani protagonisti e complimenti chiaramente sono situazioni particolari dove si rischia davvero di farsi del male, ma hanno trovato la forza di reagire, insomma, e in questo caso è andata davvero bene. Dai furti alle truffe, la piaga delle truffe agli anziani, con il comune di Treviso pronto a attivare una nuova task force, in distribuzione nelle edicole il kit argento, e allora vediamo di cosa si tratta. Gli edicolanti ci aiutano a fare cosa? A distribuire dei volantini con informazioni molto utili, e quindi abbiamo pensato di agevolare loro fornendo una tasca fondamentalmente con dentro i diversi numeri o le informazioni utili per gli anziani in città, e il primo volantino che troveranno sarà proprio quello della campagna Fidarsi è bene,
ma in sicurezza. È un messaggio semplice ma che vuole andare dritto al punto, quello che il comune di Treviso si prepara a lanciare attraverso le 22 edicole del territorio, dove dal 15 luglio sarà distribuito il kit argento, indicazioni utili per prevenire la piaga delle truffe. Gli anziani sono nel mirino, complici raggiri sempre più sofisticati e subdoli, l'ultimo della serie nelle scorse ore. Una delle presidenti dei nostri gruppi anziani, ne abbiamo una decina, ieri segnalava una truffa che le è capitata, la truffa del catalogo, dove ricevi la telefonata per il questionario, si spacciano per l'Istat con un'indagine commerciale e poi ti arrivano gli operatori e ti fanno firmare contratti. Ecco, la prontezza in questo caso è stata quella, nonostante la firma del contratto, quando la cosa è sembrata un po' strana, chiamare la Guardia di Finanza, che si è resa subito disponibile e ha dato tutte le informazioni per rescindere il contratto. Da qui l'esigenza di mobilitarsi attraverso consigli precisi, calati sulla realtà, prendendo in considerazione tutti gli scenari possibili. Una è ovviamente la dinamica in casa, quindi le truffe che possono colpirci quando siamo in casa, e una è la dinamica in strada invece, e quindi con gli accorgimenti per evitare borseggi e altri tipi di o gli incidenti, i finti incidenti, no? La truffa dello specchietto, e l'altra invece è quando le persone vanno a ritirare magari la pensione piuttosto che invece a fare il bancomat. In partenza una nuova stagione di sensibilizzazione, previsti anche degli incontri con le forze dell'ordine. Il periodo per molti è quello più delicato. Soprattutto in estate, quando tante persone se ne vanno e quindi le relazioni che tante volte salvaguardano invece si sfilacciano e le persone sono più sole, quelle che restano in città. Fiumi di droga destinati alla movida estiva lungo la costa adriatica, quindi tra Friuli, Venezia Giulia e Veneto, quindi anche Jesolo e Bibione e quant'altro. Un'operazione antidroga della Guardia di Finanza di Trieste con addirittura 16 arresti. L'indagine è partita da un controllo di routine alla Tisana con l'arresto di 2 corrieri e il sequestro di 2 chili di marijuana, ma alla fine ha smantellato una rete criminale di narcotrafficanti italo-albanese operante su scala nazionale. L'operazione, denominata King George, è stata condotta dalla Guardia di Finanza di Trieste in collaborazione con gli investigatori delle Fiamme Gialle contro la criminalità organizzata sotto il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia di Milano. Il bilancio finale è di 16 arresti, 35 indagati e il sequestro di quasi 100 kg di droga, oltre a beni e disponibilità finanziarie per 1.100.000 euro, tra cui un'Alfa Stelvio modificata per il trasporto della droga, orologi di lusso, contanti e armi, 3 pistole con matricola a brasa e 10 armi bianche. Gli stupefacenti, cocaina, hashish e marijuana, venivano distribuiti nelle principali località turistiche del nord-est, tra cui Lignano, Bibione, Jesolo, Caorle, Grado e Sistiana, all'esterno di discoteche, pub, stabilimenti balneari e strutture ricettive. Le basi logistiche erano in diverse province della Lombardia e in Toscana, i canali di approvvigionamento lungo la rotta balcanica. L'indagine si è sviluppata attraverso pedinamenti, appostamenti, intercettazioni audio e video e attività tecniche, facendo emergere un'organizzazione strutturata che utilizzava piattaforme di comunicazione criptate, sostituiva continuamente i telefoni cellulari, le schede SIM e le autovetture per eludere i controlli. La droga veniva stoccata in appartamenti e garage intestati a prestanome e poi distribuiti da una rete di corrieri, cosiddetti cavallini, incaricati di rifornire sia le piazze di spaccio lombarde sia le località turistiche dell'Alto Adriatico. Gli investigatori hanno inoltre scoperto una serra nella campagna pavese destinata alla produzione di marijuana. Lasciamo la cronaca, torniamo a vedere invece la nuova protesta dei lavoratori del teatro La Fenice a poche ore dal concerto che poi è andato in scena dedicato alle musiche di Ennio Morricone, un'azione per rivendicare attenzione su alcune questioni organizzative interne, ma sullo sfondo anche i costi di realizzazione del palco in piazza.
Dopo il caso di Beatrice Venezi, per mesi al centro di un aspro confronto tra teatro e lavoratori, gli orchestrali e i dipendenti della Fondazione Gran Teatro La Fenice di Venezia hanno indetto un nuovo stato di agitazione, una protesta per ora più morbida delle precedenti, ma comunque eclatante, a poche ore dell'esibizione di orchestra e coro del Gran Teatro La Fenice per l'omaggio a Ennio Morricone, appuntamento di grande eco mediatica. Lo ha deciso l'Assemblea Generale dei Lavoratori con il 100% dei consensi e dei voti favorevoli, nessuno astenuto o voto contrario. Come già negli anni scorsi, la direzione della Fondazione ha comunicato di non poter erogare alcun incentivo economico ai dipendenti per l'esibizione a San Marco, stessa scelta degli anni scorsi, e poi c'è la realizzazione e i costi del palco in capo alla Fenice, anche questo come negli anni scorsi, e altri punti interni. Riteniamo sia inaccettabile e condanniamo severamente il tentativo di far ricadere le perdite economiche derivanti dalla revoca di alcuni concerti in Piazza San Marco, cose che possono accadere e abbiamo visto che sono successe, sul bilancio del teatro. È intollerabile che i costi di scelte gestionali o imprevisti organizzativi devono essere messi a carico della struttura, con, attenzione, il reale e grave rischio che a pagare il conto finale siano proprio i lavoratori e le lavoratrici. Queste le parole di Alberto Cancian. Per Monica Sambo, vicepresidente della Commissione Cultura in Consiglio regionale del Veneto e rappresentante del PD, il Comune non sarebbe legittimato a usare la Fenice come suo bancomat per coprire le spese degli eventi che organizza. Duro l'attacco anche di Marco Trentin, musicista dell'orchestra e rappresentante dei lavoratori. Purtroppo quest'anno, a seguito dell'annullamento di uno dei concerti e venendo a mancare gli incassi, la Fondazione si sta ritrovando in una situazione di sbilancio di circa 200.000 euro proprio a causa dei mancati incassi. Ovviamente le rappresentanze sindacali denunciano una mala gestione sostanzialmente dell'amministrazione Brugnaro e dell'amministrazione del Teatro La Fenice, che ha a sua volta accettato un accordo in perdita. Questo è il caso Fenice. Parliamo di sanità invece adesso. Nei giorni scorsi, sabato, è stato presentato in alcune delle ULSS del Veneto qual è il percorso di attivazione delle case di comunità. Vediamo cosa accade nel Padovano. Alleggerire la pressione sugli ospedali e i pronto soccorso, avvicinare la sanità al territorio, completate le 20 case della comunità previste nell'USL 6 Euganea, che sono state attivate, anche se l'implementazione dei servizi proseguirà progressivamente nei prossimi mesi. Un avvio graduale per quella che è stata definita una rivoluzione nel percorso di riorganizzazione dell'assistenza territoriale. Si tratta di strutture nuove o ristrutturate grazie ad interventi edilizi realizzati con un investimento di 41 milioni di euro finanziati in gran parte con le risorse del PNRR. Vuol dire mettere in funzione all'interno di queste strutture quello che è la riorganizzazione del territorio. E questo cosa significa? Significa far attivare all'interno delle strutture delle attività che prima non c'erano, la presenza dell'infermiere di famiglia, la presenza di un medico che possa rispondere alle esigenze degli utenti di quel bacino di utenza che prima non c'era, e quindi è aggiuntivo rispetto a tutto il resto dei servizi, e questo nasce anche dalla disponibilità che i medici di medicina generale e i medici di continuità assistenziale stanno dando. La novità è la presenza di un medico di medicina generale 24 ore su 24. Le case sono suddivise in modo uniforme in tutto il territorio dell'USL 6, in ogni distretto, e piano piano tutti i servizi stanno partendo. Stiamo implementando la presenza degli specialisti, anche qui in modo diversificato, in base anche a quelle che sono le primarie esigenze, quindi il bisogno che quel territorio può esprimere, che può essere diverso, anzi è diverso da un territorio all'altro. Tutte le informazioni si trovano nel sito internet dell'USL 6 e verranno di giorno in giorno aggiornate. A proposito di sanità, AIL Treviso ha celebrato 40 anni di attività accanto ai pazienti e alle famiglie colpite da malattie del sangue, tra assistenza, ricerca e solidarietà.
40 anni sono una tappa importante, siamo emozionati, voglio ringraziare tutti i volontari della provincia di Treviso. 40 anni di ascolto, assistenza e speranza, 40 anni trascorsi accanto ai pazienti colpiti da malattie del sangue e alle loro famiglie, sostenendo la ricerca e contribuendo a migliorare la qualità delle cure. Noi continuiamo a sostenere le famiglie con servizi diretti, quali le case AIL, l'assistenza del trasporto sociale, nutrizionale, dietologica, legale, l'assistenza oncoematologica e pediatrica su tutto il territorio, ma direi che il punto fondamentale su cui deve puntare il Treviso è continuare a finanziare la ricerca. Attualmente stiamo finanziando 12 progetti di ricerca che sono ricerca per le nuove terapie e quindi questo continueremo a farlo con molto impegno. AIL Treviso celebra un traguardo importante ripercorrendo una storia fatta di volontari, medici, donatori e tanti gesti di solidarietà che dal 1986 ad oggi hanno fatto la differenza nella vita di migliaia di persone. Sono in realtà quelle come l'AIL che sono decisive e essenziali per la nostra società. Sono quelle realtà che organizzano, strutturano e stabilizzano nel tempo, danno una solidità alla solidarietà e alla vicinanza alle persone. Un anniversario che non è solo un momento di festa, ma anche l'occasione per rilanciare l'impegno verso il futuro. AIL Treviso è diventata un punto di riferimento insostituibile. L'associazione garantisce un aiuto tangibile all'ematologia dell'ospedale Ca' Foncello e allo IOV di Castelfranco, finanziando progetti e investimenti costanti nella ricerca scientifica e nell'acquisto di nuove strumentazioni. In questi 40 anni i progetti che sono stati finanziati sono stati dei progetti che addirittura hanno anticipato i nostri servizi e i nostri bisogni a favore dei nostri cittadini e dei nostri pazienti. Sono 40 anni dove ogni giorno AIL si è impegnata per i malati, per la ricerca e per lo sviluppo delle strutture ospedaliere ematologiche del Veneto. Quindi non ha mai avuto un giorno di sosta e credo che oggi la festa debba essere veramente grande per quanto AIL ha fatto in questi anni, con una dedizione estrema da parte di tutti i volontari. Adesso parliamo della classifica del Sole 24 Ore, la Governance Poll, la classifica di gradimento consueta del Sole 24 Ore, il gradimento degli amministratori, dei sindaci e dei governatori. La classifica dei presidenti di regione vede ancora al primo posto il presidente della regione Puglia Antonio De Caro, al secondo Alberto Stefani, il presidente della regione Veneto, che scalza dal secondo posto Massimiliano Fedriga, governatore del Friuli Venezia Giulia, guadagnando un punto rispetto allo scorso rilevamento. Quindi tra i primi tre troviamo due del nord-est, cioè Alberto Stefani al secondo posto, presidente del Veneto, e al terzo Massimiliano Fedriga, Friuli Venezia Giulia. Tra i sindaci, il più amato del Veneto, sindaci dei comuni capoluogo, e tra i primi 10 in Italia c'è Mario Conte, sindaco di Treviso, che in questo post che vi leggiamo ha ringraziato poco fa i trevigiani. Essere confermato dalla Governance Poll del Sole 24 Ore al 60% di gradimento, primo tra i sindaci dei comuni capoluogo, è un riconoscimento che accolgo, dice con immensa gratitudine e orgoglio. Al di là delle classifiche, ciò che porto con me ogni giorno e altro sono le strette di mano, le parole scambiate per strada, i suggerimenti, le critiche costruttive, gli incoraggiamenti e quel rapporto diretto con voi che mi ricordo ogni mattina perché vale la pena dedicarsi con passione e senso di appartenenza a questo incarico. C'è ancora tanto da fare, continua, ed è proprio questa consapevolezza a darci l'energia per continuare a migliorare e restituire ai trevigiani tutto l'impegno che meritano e rendere la nostra città un esempio di buona amministrazione. In due parole, il modello Treviso. E poi c'è il grazie del sindaco Conte con fascia tricolore. Resta dunque il più amato in Veneto tra i primi cittadini, anche se rispetto alla precedente rilevazione ha perso qualche punto percentuale. Restiamo a Treviso, non più un unico evento, il concerto di fine anno a Sant'Artemio, ma contributi alle associazioni del territorio, cambio di passo della provincia rispetto all'utilizzo dei soldi a disposizione per la cultura, una precisa scelta politica che stacca col passato.
Abbiamo questo tesoretto che da quest'anno, contrariamente a quello che è stato fatto fino adesso dall'ente provincia di Treviso, verrà speso in modo diverso, verrà speso per aiutare le piccole realtà, le piccole associazioni senza scopo di lucro del territorio. Non un unico evento, ma un bando destinato alle associazioni culturali del territorio per sostenerle concretamente nella promozione di iniziative e spettacoli di qualità. C'è una scelta politica ben precisa, un cambio di rotta all'origine della svolta che la provincia ha impresso all'impiego dei fondi legati a Rete Eventi Cultura Veneto. Non sono moltissimi, sono circa 10.000 euro. Che in precedenza venivano utilizzati per finanziare un grande concerto che veniva fatto a Sant'Artemio a fine anno, mentre adesso invece verranno messi a disposizione del territorio anche a piccole quantità, massimo 300, 400, 500 euro ad associazione, e che sono proprio ossigeno vero e proprio per queste piccole realtà che fanno cultura e che fanno arte. Sarà assegnato un contributo in base al punteggio ottenuto dal progetto per un importo massimo di 500 euro. Il finanziamento non potrà superare il 70% della spesa complessiva. Le domande dovranno essere indirizzate al Presidente della provincia di Treviso e trasmesse entro le ore 12 di venerdì 24 luglio. Diciamo che abbiamo voluto distribuire più democraticamente questi pochi soldi ma buoni a disposizione della provincia. Voi sapete che le province dopo la riforma del Rio hanno pochissime risorse, quindi abbiamo deciso di aiutare e darle al territorio anziché in un unico evento. Questa è una scelta importante, una scelta fatta con testa, con responsabilità e di cui ne andiamo fieri. Ecco. Si immagina una Proloco che con questi soldi si paga le spese magari dello sporto rifiuti piuttosto che una bolletta. Ecco, sono ossigeno. Io penso che anche 100 euro possono essere per una piccola realtà importantissime. Vorrei appunto utilizzare anche il vostro aiuto di rete seguitissima sul territorio per far conoscere alle varie realtà questa opportunità. A proposito di cultura e di enti importanti, a Belluno c'è una delle realtà culturali più antiche della città e che ha un'attività importante per la memoria storica, ma sul suo futuro si addensano delle nubi preoccupanti. Sentiamo. Incerto il futuro dell'ISBREC, Istituto Storico Bellunese della Resistenza e dell'Età Contemporanea. A porre l'accento sui problemi il riconfermato Presidente, che deve affrontare la questione del rinnovo dei distacchi e quella relativa alla sede. Il direttore regionale dell'ufficio scolastico regionale ha deciso di ridurre i distacchi agli istituti storici della Resistenza e dell'Età Contemporanea del Veneto da 5 a 2. Noi come istituti abbiamo fatto una serie di iniziative e abbiamo presentato la proposta comunque di salvare i due distacchi negli istituti di Venezia e di Belluno. Con Belluno preferita per la sua storicità a Verona, Vicenza e Treviso. Ora bisognerà però attendere la firma della Convenzione nazionale con la speranza di mantenere in servizio presso l'istituto il docente attualmente distaccato. L'altra questione cruciale è quella della sede. Non a norma in base a quanto richiesto per istituzioni che, come l'ISBREC, conservano grandi quantità di materiale cartaceo. Non possiamo ospitare i libri della biblioteca e quindi le attività collegate e abbiamo questo grave problema di trovare una sede che ci permetta di fare il nostro lavoro, cioè la divulgazione della storia contemporanea presso le scuole e per la società civile bellunese. Insomma, questo è un po' il problema principale. Adesso l'ultima pausa pubblicitaria, ripartiremo rivedendo con il nostro Lucio Zanato una tradizione che ieri si è rinnovata, una tradizione goliardica che si è rinnovata a Silea.
È finita così, come da tradizione anche quest'anno, la discesa goliardica e gloriosa sul Sile. Goliardica perché non è mancata la battaglia dei gavettoni e gloriosa perché nonostante i tempi siano cambiati, quella che un tempo era la discesa delle vasche da bagno si è tramutata in quella delle canoe, gommoni e natanti vari. Dopo il Covid, visto che nessun altro portava avanti questa tradizione, abbiamo preso in mano noi con un cambiamento del programma, non più con le zattere costruite da sé, ma con le imbarcazioni omologate per un fattore assicurativo e nonché anche inserire nel calendario della federazione questo tipo di attività come attività sport per tutti. Una decina gli equipaggi partecipanti che per quanto possibile hanno cercato di personalizzare barca, canoa o gommone. Così c'è chi, parodiando il vicino bosco verticale, ha cercato di trasformarlo in un giardino galleggiante o ha pensato ad una barca mistica con un equipaggio di sedicenti monaci trappisti. Insomma, già uno spettacolo ancora prima di partire, quello composto da avvenenti monache o da barche che già prima della partenza rischiavano l'affondamento o ancora da gommoni da gonfiare. E tra innocue armi ad acqua e stendini galleggianti, d'un tratto è arrivata l'ammiraglia del drago, ovvero quella destinata a sindaci e pubblici amministratori. Ma chi pensava ad una innocua gita di rappresentanza è stato subito richiamato dal comandante dell'imbarcazione. Ogni cosa che farete sbilancerete l'equilibrio della barca. È quasi impossibile che si capotti. Io sono allergico all'acqua. Chiaro? Sì. Per cui cerchiamo di divertirci. Se non pagaiate bene non ce ne frega nulla, la corrente ci aiuterà ad andare in giù, per cui verso sera probabilmente dovremo essere arrivati con tutta la calma che serve. Amministratori, vero che come vogatori a quanto pare avrebbero ancora qualcosa da mettere a punto, di certo non come bersagli vista l'ampia convergenza di tutti gli altri equipaggi. Ma con una manovra tattica del comandante l'equipaggio tricolore alla fine è riuscito a sottrarsi ai gavettoni, mentre gli altri gruppi hanno continuato fino alla centrale elettrica l'innocua battaglia dell'acqua, vero cuore della discesa folcloristica del Sile. Non ti lascerebbero più fare una cosa del genere. Qual è l'edizione che si ricorda più bella? Tutte le edizioni. Anche tipo la prima o la seconda, la partenza era acqua. Da una parte la consapevolezza dell'incoscienza di un tempo, dall'altra la nostalgia per quello che a Treviso era quasi un rito dell'estate. Questa era ed è la discesa folcloristica del Sile. Signora, ma è la prima volta che viene a vedere la discesa? No, ciao. Ah, scusa. No. Questi qua sono da Carbonera, sono 35 anni che vengono. Sono quasi sempre venuta. Però una volta era un po' diverso. Vabbè, ci ho avuto una volta qua adesso, neanche a parlare. Ma adesso però ci sono. Sì, però adesso ci sono le regole. Purtroppo sì. Però si sta stupendo sempre, tutti gli anni. Poi c'è chi quasi si confessa. Bello vecchio, la si divertimmo. C'è chi ha fatto anche bene perché arrivavamo a Silea, eravamo carichi. È vero. Oggi invece ogni eccesso è morigerato grazie ad una goliardica presenza mistica. Noi siamo i monaci trappisti del Canoa Club Sile. Siamo qua per portare il verbo della goliardia e della birra lungo il Sile, oggi che è una giornata splendida. Ma siete rappisti? Rappisti perché metteremo musica gregoriana e rap. Poi c'è chi, per esserci, ha lasciato addirittura i suoi sassi. Da Matera. Appunto, ma come mai siete venuti da Matera? Per fare una passeggiata proprio perché amiamo Treviso e amiamo il Veneto e amiamo un po' tutto, la natura. Ho capito, però va bene la passeggiata, ma farsi anche la discesa che poi... E ci dobbiamo fare il bagno. Quasi un mito che coinvolge tutte le generazioni. Io non ero nata, però me li ricordo perché dal 97 in poi venivo a vederle, insomma è sempre un grande onore essere qui oggi. Una discesa che raggruppa tutte le comunità, anche quelle lontane dal Sile. Io sono il delegato di oggi penso che tutta la sinistra Piave, da ormai 3 anni, sono contentissimo, ringrazio anche Lei è delegato al bagno? Io sono delegato all'acqua fredda, speriamo un po' nel cambiamento climatico, speriamo che sia un po' più caldo degli anni scorsi, però dai, vediamo. Ma Gagliarino è più vicino al Livenza. Il Livenza sì,
però vi assicuro che l'Ivenza è molto più freddo. Ma la discesa va ancora più in là, giustamente verso la foce del Sile, guardando la dominante e pensando già, con arguzia di secoli da mercanti, allo sbarco e al ritorno a casa. Io sono veneziano, lo devo confermare, devo sottolineare. Cioè un veneziano su per il Sile. Ci tocca. San Giuliano se Massa Grande in giro in laguna. Senta, ma avete messo gli stendini davanti, perché? Perché quando dopo facciamo il bagno e la roba non si asciuga, e allora con gli stendini davanti ci asciughiamo e torniamo belli in macchina, senza che dopo la macchina puzza da freschin come... si dice freschin in italiano, no? Puzza da uovo marcio, dai. La tradizione della goliardia, la tradizione anche storica, siamo sempre nella Marca trevigiana. Per gli 80 anni della nascita della Repubblica Italiana, un collezionista privato mette a disposizione di quanti vorranno visitarla una singolare mostra dedicata alla lira, e qualcuno sarà anche nostalgico della lira. L'abbiamo visitata questa mostra in anteprima per voi. Ancora Lucio Zanato. Se potessi avere 1000 lire al mese, senza esagerare sarei certo di trovare tutta la felicità. Eccole le 1000 lire protagoniste della canzone di Natalino Otto. 1000 lire del 1938 corrispondono a 860 euro odierni. Pochini in vero per la felicità auspicata dal testo, comunque molti di più rispetto all'attuale pensione minima fissata a 611 euro. Come dire, quando c'era la lira, caro lei, tutti erano più felici. Di certo questa filigrana e queste monete sono per molti un pezzo della nostra storia. Ed è per questo che Aldo Cescon, appassionato di tutto quello che rappresenta le nostre radici, ha deciso di allestire un'esposizione unica nel suo genere. Unica perché certi pezzi sono davvero difficili da trovare in giro, ma anche perché appartiene al suo museo privato di 7 comuni, che conta oltre 20.000 pezzi tra oggetti della civiltà contadina, di uso comune nei secoli scorsi, e naturalmente tra monete, monetine e cartamoneta. Ho voluto raccogliere tutto quello che c'era della lira dal dopoguerra in poi, finché nel 2002 è arrivato l'euro. Qua ci sono, mancano solo le 500.000 lire di carta, se no ci sono tutte. 37 monete che andavano in tasca, dalle 1000 lire alla lira, e dopo tutti quelli che sono passati, i 1000, 2000, 5000 e 10.000 col tempo. Chi oggi con i capelli grigi non si ricorda le 10 lire da mettere nella macchinetta che ti restituiva una pallina di zucchero colorato o di chewing gum o cingoma come si diceva da piccoli? O le 100 lire che poi la crisi di Mani Pulite del 92 aveva ristretto? O ancora le 500 lire in moneta che molti non volevano perché si diceva erano più facili da spendere? Anticipo di quell'euro dove, a pensarci bene, ci vorrebbero 4 di queste monete per una del conio che ha unificato terre e popoli dalla Polonia al Portogallo. La gente era più contenta. Oggi, per quanti euro che abbiano in tasca, hanno come le tasche vuote. Qua ci sono le 20 lire che equivalgono a 1 centesimo di adesso, ma una volta un ragazzino che andava via con 20 lire in tasca sorrideva. Adesso con il centesimo spera di avere braghe rotte, chi va fuori se anche ciappalli in mano. Tante le considerazioni ammirando questa collezione, dove ci sono anche delle monete mai entrate in circolazione. Il pezzo più importante sono le 1000 lire d'argento che non sono neanche mai andate in commercio perché il loro valore superava le 1000 lire. E dopo il pezzo meno importante non saprei dirle perché tutte hanno il loro valore. A Belluno invece l'apertura del Museo dell'Emigrazione del Veneto. La storia dell'emigrazione veneta ad oggi una nuova casa. Nella sede dell'Associazione Bellunesi al Mondo è stato inaugurato il MEV, Museo dell'Emigrazione Veneta, uno spazio innovativo che racconta il lungo percorso dei milioni di veneti che tra 800 e 900 hanno lasciato la propria terra per costruire il futuro nel mondo, senza dimenticare il fenomeno dell'emigrazione contemporanea. Fino a ieri non c'era un museo regionale dell'emigrazione veneta, c'era
questa realtà di Belluno che esiste dal 2013 e che si riferisce ovviamente all'immigrazione bellunese, nel 2026, dopo 13 anni, abbiamo vinto un bando a livello del Ministero della Cultura nei fondi PNRR di 200.000 euro che ci ha permesso di trasformare il museo provinciale in museo dell'immigrazione veneta del Veneto. Il nuovo museo rappresenta l'evoluzione del Museo Interattivo delle Migrazioni, MIM, aperto nel 2013, ampliandone il raggio d'azione dall'emigrazione bellunese a quella dell'intero Veneto. Il progetto è stato realizzato grazie ai finanziamenti del PNRR e propone un percorso immersivo attraverso installazioni multimediali, documenti, fotografie, testimonianze, filmati e una web app che accompagnerà i visitatori. Il museo è multimediale e quindi interattivo, non è il museo tradizionale a cui siamo abituati. Puntiamo di raggiungere, con la dimensione regionale, di raggiungere tanti più utenti, soprattutto nel mondo delle scuole. Mentre negli Stati Uniti continua il mondiale di calcio, ci sono anche delle clamorose sorprese, ahimè l'Italia non c'è, ma tante nazioni della tradizione calcistica, a partire dal Brasile, sono state eliminate. C'è invece un appuntamento che si avvicina a grandi passi a Belluno, il quarto mondialito organizzato dal Comune di Belluno con il coordinamento della rete immigrazione provinciale, 14 le nazioni in campo per un totale di oltre 220 calciatori. Per un'Italia esclusa dai mondiali di calcio c'è non altra che ambisce a rifarsi per conquistare un titolo certamente minore ma di valore inestimabile. La nazionale italiana, pronta a scendere in campo a Villa Montalban, schiererà amministratori locali e tra questi ex calciatori professionisti al quarto mondialito, l'evento organizzato in sordina dall'assessorato allo sport del Comune di Belluno, che in 4 anni ha macinato successi al punto da guadagnarsi il palcoscenico del Senato per la presentazione nazionale. Questo mondialito cresce. Questo mondialito piace, questo mondialito è richiesto, sono cresciute le squadre, siamo partiti in 9, siamo arrivati a 14, siamo arrivati a oltre 220 giocatori, cioè necessitavamo anche di ulteriori spazi anche perché all'esterno del campo vengono messi i gazebi, gli stand delle squadre e quindi c'è bisogno di spazio. Spazio accordato grazie alla collaborazione del Rugby Belluno che ha accolto la proposta di lavorare insieme e si dedicherà all'intrattenimento dei bambini. Si giocherà sul campo della palla ovale trasformato per un weekend in campo da calcio doppio nei cui rettangoli giocheranno Italia, Nigeria, Mali, Senegal, Guinea, Tunisia, Costa d'Avorio, Romania, Brasile, Marocco, Burkina Faso, Camerun, Gambia, Ecuador. Un'organizzazione complessa, esempio di dialogo fra nazioni all'insegna dell'inclusione e dell'integrazione. Vogliamo far vedere che esistiamo oltre il nostro lavoro in fabbrica e alla famiglia, ha detto il rappresentante di Rete Immigrazione. Nasce proprio da questo, dal fatto che dobbiamo abbattere determinati preconcetti. Il pregiudizio lo abbatti solo con la conoscenza. Quindi questo è un torneo di amicizia, è un torneo in cui facciamo vedere che queste persone stanno con noi e io ho avuto dei ragazzi anche nigeriani che mi hanno fermata per strada dicendo: assessore, ci hai fatto un regalo bellissimo. L'appuntamento col quarto mondialito è per l'11 e 12 luglio a partire dalle 9. Domenica si rinnoverà il tradizionale pranzo etnico e per l'evento ha assicurato la sua presenza il console del Marocco. Siamo quasi in chiusura, vi ricordo le 2 notizie principali di cronaca di oggi, la tragedia, l'ennesima sulle strade a Campagna Lupia con un 60enne trevigiano che ha perso la vita in moto scontrandosi con un furgone, gravissima la moglie, e poi siamo tornati ovviamente sull'accoltellamento di Milano perché c'è stata l'interrogatorio di garanzia questa mattina a Milano con il 22enne di origini gambiane, italiano di origini gambiane, nato e cresciuto a Conegliano, che ha riferito, si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma ha riferito di non ricordarsi nulla di quanto accaduto in quel giorno fino a quando è stato arrestato. Ebbene, c'è un altro dettaglio che viene da Milano: è stato in carcere in Inghilterra prima di tornare in Italia, dove ha lavorato per qualche tempo come magazziniere, lo sappiamo, nella nota azienda alimentare della zona di Vazzola, cioè l'AIA. Il 22enne Lamin Saidilli, accusato del tentato omicidio del 55enne. Dunque era stato in carcere già in Inghilterra prima di tornare in Italia.
Poi ha litigato con il padre che l'avrebbe mandato fuori di casa ed è arrivato a Milano lo scorso 23 di giugno. Gli inquirenti e gli investigatori stanno accertando quanto tempo è stato detenuto in Gran Bretagna e se per una rapina o per un gesto simile a quello dell'altro ieri a Milano, con il video shock che vediamo, sono le riprese delle telecamere del VAR davanti al quale è successo il terribile fatto. Quindi c'è il precedente di un arresto in Gran Bretagna e c'è da capire quanto è stato in carcere in Gran Bretagna e se per un gesto del genere. Parliamo del 22enne di cui abbiamo parlato anche nella nostra apertura del telegiornale. Gli ultimi aggiornamenti, siamo alla cultura, perché parliamo della mostra del cinema che sta per arriverà come sempre a fine agosto, ma c'è già una notizia importante, cioè che è stato attribuito a George Clooney, che vediamo nelle immagini, nel passati red carpet, è un grande frequentatore di Venezia, è stato attribuito a lui il Leone d'Oro alla carriera dell'83esima edizione della mostra del cinema, che è in programma dal 2 al 12 settembre. Decisione presa dalla CDA della Biennale, che ha fatto propria la proposta del direttore della mostra, Alberto Barbera. George Clooney nell'accettare ha dichiarato: ho vissuto tantissimi momenti straordinari a Venezia, ne vediamo qualcuno. La mostra è senza dubbio il mio festival preferito e ricevere il Leone d'Oro è un onore immenso. Probabilmente significa, aggiunto ironicamente, che sto invecchiando, ma va bene, è così. Non la penseranno ovviamente così le tante fan di George Clooney, che quindi riceverà il Leone d'Oro alla carriera alla mostra del cinema numero 83 in programma all'inizio di settembre, che ovviamente seguiremo con i nostri inviati a partire da Lorenzo Maier. Siamo davvero in chiusura, vi ricordo questa sera Ring a partire dalle 20:45 con Christian Arboit, tanti temi dell'attualità locale e nazionale, ampio spazio ovviamente ai fatti di Milano di cui abbiamo appena parlato, l'aggressione shock delle 22enne di Conegliano nei confronti del 55enne scelto a caso. Ne parleremo con Fabio Chies, sindaco di Conegliano, e Mirko Casteller, psicoterapeuta. E poi i temi dell'attualità, dal nuovo attacco di Trump a Giorgia Meloni alla visita del Papa a Lampedusa e poi la settimana di Vannacci in Veneto. Lo faremo con Gianangelo Boff, deputato di Futuro Nazionale, Laura Besio, consigliera regionale di Fratelli d'Italia, Camillo De Pellegrin, sindaco di Zoldo, Marco Zabai del Partito Democratico e l'europarlamentare della Lega Paolo Borchia. Questi gli ospiti di stasera di Christian Arboit a Ring. Grazie per averci seguito, vi lascio al meteo, arrivederci.